Un uomo sano cerca la sua soddisfazione nella vita, non nella poesia. Come immensamente alta, al di sopra di tutte le arti, sta la vera vita. Chi ha paura dello sparviero? Nessuno! Adesso vorrei stare lassù, Moritz. Vorrei essere una giovane driade che per quanto è lunga la notte se ne sta lì e si fa cullare e si fa dondolare sulle più alte cime. E in quello è arrivato anche il babbo. Mi strappa la camicia di dosso. E io allora ho infilato la porta. Brava, certo, è così che tu vuoi uscire per strada, no? Ma non è affatto vero, Marta. E io avevo freddo, quindi sono rientrata. E tutta la notte ho dovuto dormire nel sacco. Io non potrei assolutamente dormire in un sacco. Io dormirei volentieri una volta per te nel tuo sacco, purché non si prendano le botte. In un sacco si soffoca. No, Tea, non si soffoca. Te lo leghi sotto il mento. La testa rimane fuori. E poi ti battono. No, soltanto quando accade qualcosa di particolare. Ma con cosa ti battono, Marta? Oh, beh, con qualunque cosa. Non pensa anche tua mamma che non stia bene mangiare un pezzo di pane a letto? No, No. Beh, io penso che loro sotto sotto ci provino del piacere, anche se non ne parlano. No, perché i conti non tornano. Tolto il banco degli asini, e con te e Ernst fa 61 e la stanza di sopra può tenerne soltanto 60. È vero. ma tu mi accarezzi. Ci credo, Vendla, hai troppi vestiti. Frustami le gambe. Mamma, che c'è? Sei già sveglia! Bene, bambina, sei proprio brava! Tu eri già uscita. Sì, vestiti e spicciati. Devi andare da Ina e portarle un cestello. Ah, sei stata da Ina. E come sta? Ancora non migliora? Vendela, questa notte la cicoglia le ha portato un bambino. Un bambino, mamma! Così si spiega la durata dell'influenza. Tu entri in casa mia, come l'antica padrona entra nel suo castello abbandonato. E una mano invisibile scivola giù sul portone, apre gli usci, mentre lo zampillo della fontana incomincia a scrosciare allegramente. Me l'ha puntata contro il petto. Un batter di ciglia e spara. Avrebbe sparato, Moritz. Avrebbe sparato. Poi si è infilato quella rivoltella in bocca come fosse una cerbottana, così. Perché dice che stimola il suo istinto di conservazione. Quel proiettile mi avrebbe attraversato la spina dorsale, Moritz. È un trattato di 20 pagine, scritto in forma dialogica, intitolato Il coito, contenente figure a grandezza naturale, rigurgitante delle più spudorate oscenità, e tale da soddisfare le più arrischiate esigenze che un abietto libidinoso possa avanzare in fatto di letture pornografiche. Io ho... Lei ha da stare zitto. Chi ha respinto la grazia con la quale l'Eterno Padre ha benedetto chi nacque nel peccato
morrà la morte dello spirito. L'avvenire è già abbastanza annuvolato così com'è, senza che io debba perdere anche te. Non lo rivedrò più! Io non lo rivedrò più! Ecco qua, un ventino. E che ne facciamo? Io ora lo metto qui per terra. Poi ci mettiamo tutti in cerchio. E il primo che lo colpisce è il suo! Confidiamo nel buon Dio, E speriamo che ci usi misericordia, intanto facciamo quanto sta a noi. Vendela, non è ancora successo niente. E se adesso non ci perdiamo d'animo, il buon Dio non ci abbandonerà. No, non posso piangere qua. Via di qua. Un momento, Melchior. L'occasione non si ripeterà tanto presto. Tu non immagini che cosa rechino il luogo e l'ora. Tu! Da dove vieni? Di là, da quel muro, tu hai rovesciato la mia croce. Dammi la mano, Melchior. Ma tu non sei Moritz Stiefel! Dammi la mano, Melchior. Sono sicuro che me ne sarai grato.